Ho due domande, di cui una mi ha già anticipato il collega Lava. Stiamo vivendo sicuramente in questo momento uno stato di credit crunch, quindi di stretta creditizia. Le banche hanno stretto i cordoni della borsa. Chiudendo i cordoni della borsa, chiaramente tolgono ossigeno a noi imprese, perché non abbiamo più soldi per poter investire e proseguire il nostro lavoro. Chiaramente voi, amministrazioni comunali, date una mano in tutto questo. In parte avete già risposto, ma quelli che sono i crediti pregressi, avete idea di come poterlo risolvere? Prima domanda. Adesso andiamo a una domanda di carattere del territorio. Come vi ho detto, io rispondo alle istanze dei miei associati. E in ordine alle imposte sulla tassa dei rifiuti, un'azienda paga in base ai metri quadri e non al volume di rifiuti prodotti. Allo stato attuale, un'azienda di logistica di Mosile, che non produce rifiuti ma è sita su un'area estesa, si trova a pagare in maniera sproporzionata rispetto a un'azienda di superficie minore, ma che produce un maggior numero di rifiuti. Questo è un problema che chiaramente non riguarda solo il territorio e il comune di Mosile, ma tutto il comprensorio. Avete qualche idea o quantomeno avete intenzione, in base a questa domanda, di poter modificare l'applicazione di questa tassa? Grazie. Quindi due domande di due argomenti di fatto, uno è stato in parte già toccato in precedenza, quindi diciamo che si va a concludere il ragionamento che era stato già iniziato prima, e l'altro sulla tassazione, tassa rifiuti per le imprese. Ricomincia Biancon. Si riesce entrambi in 3 minuti naturalmente, immagino di sì. Per quanto riguarda il recupero del credito, non ne ho la più pallida idea, sono onesto. No. Per quanto riguarda invece i rifiuti, noi siamo per il modello Vedelago, non so se ne avete sentito parlare, che riciclano praticamente il 98%, se non erro, la percentuale del prodotto. Perciò noi siamo per un riciclaggio forzato, fatto da tutti, coscientemente, si ridurrà quindi il rifiuto ingombrante, si potrà riciclare di più. Ovviamente si avranno tutta una serie di agevolazioni, perché se si andrà a chilo le aziende sicuramente risparmieranno, e questo è il nostro punto di forza. Sì, rispetto allora al problema liquidità, l'abbiamo accennato prima, è un problema credo forse fondamentale rispetto alle nostre aziende, che oltre a chiedere ovviamente lavoro chiedono apertura alla linea di credito, e si diceva prima che invece magari per correre dietro, magari non lo so, solo allo spread a un punto o meno, perché sembra che oggi lo spread sia la questione vitale per l'azienda Italia. Poi capiamo che invece magari quando arrivano queste risorse dalla BCE vengono investite proprio per fare speculazioni e comprare obbligazioni per abbassare lo spread, ma mi verrebbe da chiedere alle imprese cosa interessa all'impresa se oggi lo spread è a 300 o a 400, se comunque quando vado in banca non mi danno 10.000 euro di fido o di esposizione bancaria, per cui mi interessa poco che sia a quota 300 o sia a quota 400 se poi appunto i cordoni della borsa sono legati in questa maniera. Quindi è un falso problema quello dello spread. È vero che però l'amministrazione comunale può garantire attraverso le linee, diciamo, di credito e accesso al credito, prima lo dicevo attraverso la Regione con Veneto Sviluppo o attraverso appunto la Cassa Depositi e Prestiti, che è l'ente preposto più importante per questo tipo di liquidità, ma può anche creare le condizioni attraverso convenzioni e garanzie proprie dell'amministrazione, anche sotto forma di garanzie patrimoniali, perché l'amministrazione comunale ha un patrimonio, e può gestire e garantire appunto la liquidità che viene data all'impresa con una sorta di fideiussione appunto di garanzia dell'amministrazione nei confronti dell'impresa. Ovviamente trattandosi di ente pubblico questo deve essere garantito dalla solidità, e si diceva prima, da un piano strutturale ovviamente valido e che non butti fumo negli occhi a chi poi eroga liquidità, perché la Corte dei Conti forse poi qualche dettaglio ce lo viene a chiedere. Quindi su questa sicuramente massima attenzione, però può essere uno strumento utile. Per quanto riguarda invece il discorso giustamente dei rifiuti, è vero che ci sono aziende magari di logistica che hanno metri quadri enormi e quindi consumano magari poco rifiuto, e ci sono aziende di dimensioni più ristrette con consumo più accentuato, però
dobbiamo anche dire che vi è l'opzione di poter appunto regolamentare la TIA attraverso una conduzione autonoma, quindi basta fare una richiesta al sindaco, all'ufficio diciamo ambiente, e si ha la possibilità appunto di optare con dei formulari, quindi con poi il trasporto privato con appunto aziende specializzate per il trasporto del rifiuto, in modo tale da non intaccare quella che è la metratura, come diceva lei giustamente, magari molto ampia rispetto a una difficoltà invece e un quantitativo minimo di rifiuto. Per cui con questa opzione si può pagare attraverso propria azienda privata, esempio per tutti i supermercati sicuramente sono dotati di formulario e si dotano appunto di un trasporto autonomo per quanto riguarda il rifiuto. Poi è vero che rimane la quota fissa, che è quella dello spazzamento, quello generico, però si dà comunque sicuramente un buon risultato perché c'è questo tipo di opzione. Carpenedo. Alla prima domanda, Presidente, sì, è difficile rispondere poiché i tempi e le procedure che deve seguire un ente come il Comune sono piuttosto vincolate a pareri della Corte dei Conti, come si diceva poco fa, e quindi a tutta una serie di iniziative che non è che si rendano così liberi di intervenire. Tuttavia l'ente può agire da intermediario fra chi ha bisogno e chi può dare il denaro, può dare la liquidità. No, è vero che si può intaccare il patrimonio comunale così facilmente. Il patrimonio comunale è proprietà del comune e come tale va rispettato perché è frutto di un lavoro di una collettività. Tuttavia ci sono sicuramente le strade del dialogo, del negozio fra le varie istituzioni che possono dare almeno il sostegno a chi chiede il denaro. In effetti credo, almeno come da assessore ho capito che è più facile far riferimento ad un ente comunale da parte di un istituto di credito e di in qualche modo di accettare la sfida dell'ente comunale di fidarsi per fornire poi la liquidità che serve all'imprenditore. È un lavoro che richiede attenzione, che richiede una particolare procedura, ma che chiede comunque, che può essere percorso e che chiede questi tavoli di confronto e di sensibilizzazione sulle problematiche che si stanno attraversando. Sicuramente se noi capiamo che insieme possiamo risolvere, possiamo aiutarci per venire fuori da questa situazione, se capiamo questo, anche gli istituti di credito potranno fare lo sforzo di fornire la liquidità necessaria. Naturalmente deve essere un insieme che si muove, non un ente solo. È un lavoro da avviare. Per quanto riguarda poi il secondo aspetto, riconosco anch'io che ci sono queste difficoltà. Il nostro è un comune che è il cosiddetto riciclone, perché noi facciamo una raccolta differenziata, attenta, porta a porta, e quindi ci dà la possibilità di essere un buon comune dal punto di vista del risparmio energetico, ma anche del riciclaggio. Si possono avviare delle procedure per risolvere queste problematiche caratteristiche di un'impresa che, come dicevamo poco fa, magari ha impianti di logistica o di elettronica, che non produce particolari rifiuti, e che quindi possa avere un riconoscimento sull'aspetto della tassa da pagare. Tuttavia ci sono delle tasse fisse che vanno pagate. Grazie Carpenedo. Capiotto. Sì, allora sul discorso relativo a come pagare il pregresso, o comunque non solo il pregresso, ma anche quello che dovrebbe venire, perché il problema è sempre quello, il patto di stabilità. Io credo che butto un po' di pepe anch'io ora sulla discussione, dico, sono problemi che dovrebbero essere risolti a Roma da parte di chi... Sì, il mio governo forse oggi, il governo tuo ieri, quindi è un problema che non è di oggi, quindi il problema è da tempo che c'è sul patto di stabilità, è da quasi 10 anni che si parla di patto di stabilità, del rispetto al patto di stabilità, quindi non è un governo che ha colpe, è una direttiva europea, si deve mantenere per tenere i conti a posto. Io credo che in questo momento qua però ci dovrebbe essere
una forza di volontà da parte delle forze politiche per andare in deroga quantomeno di un anno e mezzo, 2, a quello che è il patto di stabilità per i comuni quantomeno virtuosi come lo è stato Musile e come lo sono tanti altri comuni del nostro territorio. Quindi su questo bisognerebbe tirare un po' le giacchette agli onorevoli e senatori del territorio perché portino avanti questo tipo di proposte per portare avanti questo tipo di proposte, insomma. Per quanto riguarda, e su questo comunque non è che non si debba fare più niente, è logico che o si decide di fare le opere oppure bisogna farle in maniera più oculata e più attenta con tempi di pagamenti che devono essere di fatto concordati o forse avvisati chi comunque va in appalto che ci sarà da aspettare, perché questo è il problema, è il patto di stabilità. Oppure ci potrebbe essere un'ulteriore scelta forte, che è quella di andare fuori dal patto di stabilità e pagare, però credo che non sia conveniente per il territorio che andiamo a amministrare, soprattutto per il comune stesso. Quindi è un problema che purtroppo non si può risolvere come ente comunale, come amministratore, come sindaco, come consiglio comunale, ma è un problema che deve essere risolto e chiediamo una forza per risolverlo a livello sovracomunale, insomma, cioè a livello di Parlamento e di governo. Su quello che diceva il discorso della TIA, sul discorso della TIA, la TIA è stato fatto un regolamento, l'ultima variante mi sembra sia stata fatta nel 2010, nel territorio nel 2010, mi sembra 1 gennaio, fine 2009 per entrare a regime dal 1 gennaio 2010. Ecco, lì ci sono ovviamente per le attività, le utenze non domestiche, quindi attività produttive, ci sono le due famose quote, la quota fissa e la quota variabile. Sulla quota variabile c'è comunque un coefficiente che in base al tipo di attività che si va a realizzare. Ci sono però delle esenzioni, come appunto ricordava il sindaco, che ci sono già nel regolamento, che possono comunque essere implementate magari valutando la cosa ora che magari è stata posta all'osservazione, insomma, su questo.